Il Veneto inaugura quello che ormai è stato ribattezzato lockdown soft e i vicentini si sono adeguati. Misure soft. Un po' alla volta, dai, va bene così, un po' alla volta, un po' di ottimismo, un po' di... perché sennò qua in casa veramente... È la prima volta che esco da 8 giorni. Veda lei, insomma. E esce già con delle misure più soft. Credo di essere da qua a 250 metri. Ho esagerato. Ecco, se riesco a prendere qualcosa poi rientro. È tutto. Comunque approvo al 1000 per 1000. Distanziamento sociale rimodulato, mascherina obbligatoria per uscire, guanti e via i 200 metri di limite, ma si deve rimanere comunque nei paraggi della propria abitazione. In compenso qualche apertura in più, via libera ai Florio Vivaisti, 2 giorni alla settimana in Veneto, librerie e cartolerie aperte. Finalmente ho preso 2 libri, ne ho già letti 3-4, guardi. Ecco. Era ora, si sentiva la necessità. Una volta che esco da 43 giorni, sono sempre rimasta a casa. Per noi è un segnale importante, significa che il libro è considerato un bene primario e il giro di persone che c'è in questo momento in libreria da quando abbiamo aperto in qualche modo lo dimostra. Questa apertura è utile? Sì, decisamente, però tutti i giorni. Ambienti sanificati, guanti e si entra uno alla volta, c'è chi poi per non sbagliare chiama e si fa mettere i libri da parte. Stessa storia anche in cartoleria dove si fa scorta di materiale per le lezioni online dei figli. Completamente senza materiale per i ragazzi, per la scuola. Di cosa avete bisogno? Cosa siete venuti a prendere? Fogli, penne, cose essenziali, fogli anche per stampare, le famose autocertificazioni e basta. È vero che la didattica è online, però poi bisogna anche scrivere. Esattamente, anche perché comunque gli insegnanti richiedono comunque materiale da inviare scritto su fogli di carta, quindi tuttora servono. Io ho 4 figli, quindi ne ho abbastanza. Sarà incetta. Esatto.